Este de moros custa bandera, chi vorrà su coro. Azzeni Antonio, 27 febbraio 1920. Partito sotto le armi 14 marzo 1940. Arrivato Venaria Reale, Torino. Partecipato insomma, al servizio militare, alle ostilità di guerra in Francia, sui monti di Bardonicchia. Finita la guerra, tornato, abbiamo avuto anche parecchi, un morto e parecchi feriti. Io sono tornato e poi trasferito in Albania, al fronte greco-albanese. Dopo finita la guerra greco-albanese, stavamo per tentare l'Italia, scoppia la rivoluzione di Tito e siamo andati in Montenegro, 15 mesi sui monti del Montenegro a scovare i ribelli. I ribelli di Tito, no? Poi sono rientrato in Italia nel 1942. Siamo trasferito a Cassano Spina, provincia di Alessandria. I francesi si ribellano e partiamo a invadere la Francia, a Torone del Var. E sono stato lì fino al 9 settembre, dove mi hanno fatto prigionieri i tedeschi. Poi ci hanno preso i tedeschi, ci hanno messo nei vagoni, non sapevamo dove andare, ci portavano qua e là, ci mettevano a lavoro forzati, poco mangiare, quasi niente. Sono stato quasi un anno, 11 mesi mi sembra, fino che sono stato liberato, ricordo anche il giorno, 31 luglio 1944, liberato dagli americani dopo lo sbarco in Normandia. Ha vissuto lei lo sbarco? Lo sbarco lei ero lì nello sbarco. C'erano, per un mese ho visto solo giorno, c'erano le illuminazioni che si metteva appena una spilla dalla terra, anche di notte. Poi mi hanno portato a Cherbourg, in Francia, lì sono stato un paio di giorni e poi hanno fatto il campo degli italiani, che ci hanno portato a Santa Maria Eglise, che lì abbiamo collaborato con loro, c'è anche la divisa americana, con la bandiera tricolore nelle spalle e noi facevamo 12 ore di lavoro, di notte quando ci toccava di notte e di giorno quando ci toccava di giorno. Per 14 mesi, fino alla fine della guerra. Poi ci hanno rimpatriato, adesso dopo insomma io ho fatto quasi 6 anni militari ho fatto. Sono rientrato qui come reduce di guerra. Sì. Però i paracadutisti, ho visto gli apparecchi incendiari quando erano colpiti, perché i tedeschi sparavano, tiravano i tedeschi, sparavano bene e si incendiavano in aria, si incendiavano, quelli erano morti, crollavano certamente, ho visto anche quelli, sì. Poi i paracadutisti era di notte, scendevano di notte, non di giorno. Di notte per non vedere. Tutto questo quando è accaduto? Tutto questo quando è accaduto? In giugno 1940, insomma, durante lo sbarco, nello sbarco di Normandia, durante lo sbarco.
e ho partecipato anche alla prima festa dello sbarco, il 6 giugno 1945, io c'ero ancora lì. E hanno fatto la prima festa dello sbarco in Santa Maria Elisa, la fanno tutti gli anni, il 6 giugno, la fanno tutti gli anni, la festa dello sbarco. E la prima l'ho vista, c'ero presente anch'io, la prima. Poi ci hanno mandato, ci hanno rimpatriato. Con i tedeschi, con i tedeschi sì, con gli americani no, con i tedeschi sì, i tedeschi. Ah qua, sono restato 8 giorni in un vagone, acqua calda ci davano, 8 giorni in un vagone, sempre non so dove andavo, che non so. E che hanno segnato a Ghana te? Niente tutto. Questa è la guerra. E che hanno accampato che non rientrava in Italia. Sono stato in Italia E tanto su 45. 45, insomma a Marsiglia, eravamo a Marsiglia in attesa dell'imbarco, poi quando sono rimpatriato ho fatto in una nave, ho fatto tutto il Mediterraneo, fino a Malta, Malta a Taranto, Taranto a Napoli, e a Napoli ho aspettato l'imbarco per venire a Cagliari. È finito il militare, no, il militare non era finito, mi hanno mandato con 2 mesi di licenza, io dopo 2 mesi mi hanno dato il congedo. Altro non dico nulla, non so nulla. Uguale, ma anche lo sordavo. Non sordavo mai in americano, Uguale, anche era quella paga. Anche sulla paga. Mese per mese le davano. No, decade. O intruso. O si riempia la prudine. Forse qualche cosa in più. No, eravamo pagati il codice italiano noi, eravamo pagati bene.